elezioni e torna alla Casa Bianca. Le reazioni del mondo economico veneto, preoccupati per il ritorno di una politica di dazi, prodotti e mercati da ripensare per Fondazione Nord-Est e l'Europa a dover cambiare rotta. Trump vittorioso, Zaia ha vinto parlando al popolo, spiraglio per la pace, martella, rispettiamo la democrazia, ma questo è un segnale per il mondo progressista. Il politologo Feltrin, dai presidenti repubblicani le politiche che non ti aspetti, non solo l'automobilista per la morte della 14enne travolta in bici mentre andava a scuola a Dolo, indagata anche la dottoressa del SUEM che intervenne sul posto, non avrebbe fatto nulla per soccorrerla. Sorpresi a rubare in un'abitazione di Padova, si scagliano contro i carabinieri anche con un coltellino, i militari riescono a bloccare e arrestare i 2 banditi. Pesca in ginocchio, perdite anche del 100% di vongole, le cause granchi blu e mucillagine. Venerdì la manifestazione a Venezia, 40 barche verso le zattere, Lega Coop, siamo sfiniti. La docente del Foscarini di Venezia nella bufera per il post con insulto alle frecce tricolori si difende, ce l'avevo con l'inquinamento acustico, non con le forze armate, ma la dirigenza della scuola non esclude provvedimenti. La spettacolare cometa passata il 15 ottobre nel cielo delle Dolomiti sopra il borgo di Tedi Cadore è la foto astronomica del giorno selezionata dalla NASA e scattata dalla bellunese Alessandra Masi. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano la rielezione a Presidente degli Stati Uniti di Donald Trump, i timori dell'economia veneta per una nuova stagione di dazi che potrebbe aggravare un quadro già complesso. This will truly be the golden age of America. That's what we have to know. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. I proclami di Donald Trump, eletto per la seconda volta presidente degli Stati Uniti, fanno esultare la borsa americana, ma il mondo economico europeo ha molto meno da festeggiare e con esso quello di casa nostra. Nord-Est e Veneto intravedono nuovamente all'orizzonte le politiche di chiusura già imposte da Trump nel primo mandato e in un panorama internazionale ulteriormente complicato da allora, visti i conflitti in corso, nuovi vincoli e nuove tassazioni rischiano di pesare doppio. Siamo preoccupati dal fatto che gli Stati Uniti, che sono il terzo partner commerciale dell'Italia, possono avere in Trump, come nel precedente mandato, un presidente che impone dazi e barriere doganali. Questo sicuramente non farà bene alla nostra economia e all'economia dell'Europa. Contromisure è difficile prenderne perché abbiamo una grande potenza che consuma, quindi noi siamo piccoli rispetto a loro. I dazi sicuramente loro limiteranno di più di qualche prodotto e noi dobbiamo continuare a esportare e trovare esportare nuovi prodotti, ampliare quali sono le nostre offerte. Non abbiamo strumenti per poter combattere contromisure contro gli Stati Uniti, la trovo assai difficile. Sperimentare nuovi prodotti e mercati alternativi per l'export, dice Pozza. Quello europeo è un mercato esaurito, le nuove piazze sono altre. I mercati alternativi sono gli Emirati, sono comunque l'India, possono essere anche l'Africa con il piano Mattei, ma lo stesso anche i mercati asiatici e Vietnam. Luca Paolazzi, direttore scientifico di Fondazione Nord-Est, non è dello stesso avviso e sposta l'attenzione dal tema export, focalizzandosi sullo stato di salute del tessuto produttivo del vecchio continente che deve, dice, riprendere a basarsi innanzitutto sulle proprie forze e i propri consumi. Occorre una politica europea che stimoli la domanda interna, anziché basarci sull'export nei mercati all'estero. Occorre un cambiamento di rotta. Per fortuna la Banca Centrale Europea taglierà ancora i tassi di interesse e questo ci aiuterà. Insomma, una giornata concitata, piena di reazioni alla nuova rielezione di Trump. Il centrodestra esulta, il centro-sinistra invece fa un autoesame dopo appunto la vittoria di Donald Trump. Saremo in grado nel corso del nostro telegiornale di farvi sentire anche le reazioni dal mondo politico veneto e non solo. Intanto continuiamo con la cronaca, una svolta clamorosa nelle indagini sull'incidente costato la vita ad Eleonora Chinello, la 14enne di Sant'Angelo di Piove di Sacco, investita mentre andava a scuola.
Non l'ha soccorsa, non avrebbe mosso un dito per aiutarla. Oltre all'automobilista che l'ha investita, c'è un nuovo indagato per la morte della 14enne Eleonora Chinello di Sant'Angelo di Pieve di Sacco e della dottoressa del SUEM che è arrivata sul luogo dell'incidente lunedì 28 ottobre. A prestare le prime cure alla studentessa dell'Istituto Lazzari di Dolo sono stati gli infermieri dell'ambulanza. A denunciare la grave omissione della dottoressa è stata la stessa autorità sanitaria dell'ospedale di Pieve di Sacco. La donna, 62enne, residente nel Casertano, per ragioni che dovranno essere chiarite dall'inchiesta, al suo arrivo sul luogo dell'incidente si è come bloccata e si sarebbe rifiutata di attuare qualsiasi operazione e manovra di soccorso sulla 14enne, a cui hanno dovuto poi pensare gli infermieri, che poi hanno ovviamente denunciato il fatto ai superiori, facendo scattare la segnalazione alla procura. Il pubblico ministero ha così dovuto disporre l'autopsia sul corpo di Leonora per accertare se la condotta del medico abbia influito sul decesso della 14enne, morta poche ore dopo in ospedale a Padova. La famiglia, in merito a quanto emerso come ultime notizie, non si è voluta esprimere nel dettaglio perché ovviamente è enorme lo sconforto e il dolore che li pervade in questi giorni. E l'unica cosa che si sono limitati a dire è che spetterà appunto all'autorità giudiziaria far luce su quanto purtroppo accaduto, sia sul comportamento di questo sanitario che anche in merito alla dinamica effettiva del sinistro. Eleonora quella mattina era uscita di casa in bicicletta e stava andando a prendere l'autobus per andare a scuola a Dolo. È stata investita da un'auto guidata da un 34enne di Campolongo Maggiore. Il magistrato ha anche disposto un accertamento tecnico con consulenza cinematica per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, che verrà eseguita venerdì. L'autopsia sul corpo di Eleonora, che si sta eseguendo in queste ore, ha fatto nuovamente slittare la data dei funerali. E sono i furti a tenere banco sui fatti di cronaca delle nostre giornate che vi raccontiamo, ladri scatenati anche nella cintura padovana. I carabinieri di Padova sono riusciti a fermare due malviventi mentre stavano razziando un'abitazione. Fondamentale è stata la chiamata del proprietario di casa al 112, era fuori città e ha ricevuto l'alert sul telefono dell'intrusione dei ladri nella sua abitazione. I carabinieri, intervenuti in 5 minuti, sono arrivati nella casa del quartiere Palestro mentre i predoni stavano arraffando gioielli e tablet. La reazione dei malviventi, due cittadini egiziani senza fissa dimora e con precedenti, è stata violenta. Questo è il racconto del militare intervenuto. Mi sono avventato immediatamente verso questa persona che però, non riuscendo ad aprire la finestra, ha fatto dietrofront e si è diretto verso di me. Qui abbiamo avuto una colluttazione in cui fortunatamente ho avuto la meglio e sono riuscito ad ammanettarlo. E successivamente abbiamo notato che era in possesso di un coltellino nella tasca posteriore destra. L'arma, un coltellino svizzero multiuso, è stato subito sequestrato, i due stranieri arrestati per tentata rapina aggravata. I carabinieri entrati in casa avevano il taser, ma nonostante la colluttazione non lo hanno usato. Avere il taser, che è uno strumento in più non letale ma comunque coercitivo efficacemente, è una sicurezza in più. Infatti l'accesso l'ho effettuato prima io proprio per neutralizzare un'eventuale minaccia immediata. L'area furtiva è stata poi consegnata al proprietario di casa. Abbiamo avuto il plauso soprattutto del proprietario che, essendo anche una persona abbastanza anziana, è rimasta molto contenta di poter rientrare in possesso di alcuni oggetti che erano per lui più che altro di valore affettivo che non poi di valore economico. Quindi per noi la maggiore soddisfazione è proprio quella, poter vedere il cittadino soddisfatto di chiamare il 112 e riuscire a risolvere la situazione. I carabinieri invitano i cittadini a dotarsi di allarme magari collegato con i numeri di emergenza come il 112. I ladri infatti agiscono non solo nelle ore serali ma anche di giorno. I furti, soprattutto in zona centro, non stanno avvenendo soltanto nelle ore serali, ma anche durante il giorno e in particolare durante giorni festivi o durante eventuali ponti legati alle festività che appunto porta i cittadini ad allontanarsi dalle loro abitazioni. Infortunio mortale sul lavoro, la vittima è una camionista di 61 anni, travolta da un mezzo pesante nel piazzale di un'azienda di trasporti a Padova.
Camion entrano ed escono, ma l'aria che si respira è pesante. Sono tutti sotto shock alla Finesso di via Vigonovese a Padova dopo l'infortunio costato la vita a una camionista italo-tedesca, Silvia Paliscek, 61 anni, nata a Colonia ma residente a Brogliano nel Vicentino. Mancano pochi minuti alle 18 di martedì quando la donna in quest'area dell'azienda di trasporti dedicata al controllo della documentazione viene investita da un altro mezzo pesante condotto da un autista romeno di 39 anni, residente nel Padovano. Un impatto terribile sotto gli occhi di numerosi lavoratori, camionisti e facchini. Vani soccorsi prestati subito, nonostante il tentativo di rianimazione dei sanitari del SUE, ma la donna muore. Sulla dinamica sono al lavoro gli agenti della polizia locale e gli ispettori dello Spisal. In azienda il momento è difficile, spiega Marco Donà, legale della Finesso. In 90 anni di storia della Finesso non è mai accaduto neppure un incidente grave, una prima circostanza, peraltro una circostanza toccante per l'intera famiglia, che si è legata ovviamente alla sofferenza dei prossimi congiunti della vittima e ha avvisato immediatamente il datore di lavoro di quest'ultima. Per ricostruire la dinamica fondamentale l'esame delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. L'azienda sta collaborando e ha offerto la massima disponibilità agli organi inquirenti allo Spisal ieri sera sino a tarda notte e non si sta sottraendo assolutamente alla collaborazione al fine di cercare di individuare anch'essa le circostanze che hanno portato al tragico evento. L'evento al momento è sotto il vaglio degli inquirenti, le circostanze non sono ancora state determinate, è avvenuto in brevissimo arco di tempo e per quello che allo stato attuale si può valutare è avvenuto fuori dal presidio, dal controllo dell'azienda. Immediata la reazione dei lavoratori, 120 dipendenti diretti dell'azienda a cui si aggiungono 350 indiretti. Subito si sono fermati i facchini. Noi oggi andremo avanti con le iniziative di sciopero e solidarietà non solo nel magazzino Finesso ma anche negli altri magazzini della logistica qui all'interno della zona industriale di Padova. Dico la logistica perché è molto importante riflettere sul perché queste tragedie accadono molto spesso in questo settore, i ritmi di lavoro sia per i facchini che per gli autisti sono incredibili, si parla di autisti che guidano anche per 13-14 ore al giorno. Né la vittima né l'autista del camion che l'ha investita sono dipendenti dell'azienda. Siamo ora in grado di farvi ascoltare le reazioni della politica veneta alla rielezione di Donald Trump e per il politologo Paolo Feltrin una vittoria che potrebbe riservare delle sorprese. Ha stravinto il presidente Trump e a differenza del 2016 quando è stato eletto presidente, del 2020 quando ha perso le elezioni contro Biden, questa volta è riuscito a parlare al popolo. Tanto è vero che i voti si vedono anche sul fronte dei latinoamericani e dei giovani, gli under 30 hanno votato Trump. Il centrodestra veneto esulta alla vittoria di Donald Trump, data per incerta fino all'ultimo dagli analisti e poi materializzatasi con numeri impressionanti. Ha promesso la pace il neoeletto presidente americano ed è sull'auspicato ritorno a una stabilità internazionale che la politica punta i riflettori, tanto da far passare in secondo piano il timore per nuovi dazi e vincoli all'export italiano. Preoccupazioni ne abbiamo sempre storicamente e ciclicamente, però è anche vero che i nostri imprenditori non hanno paura di affrontare i mercati, li affronteranno e ovviamente coscienti del fatto che devono avere al loro fianco un governo che li difende. Per il presidente di ANCI Veneto Mario Conte il largo consenso ottenuto da Trump è il frutto del malgoverno democratico. Evidentemente Biden è riuscito a fare talmente tanto male da far addirittura rimpiangere e rivincere Trump. Adesso Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti e con lui il paese Italia dovrà confrontarsi. Attendiamo di capire, al di là dei proclami delle campagne elettorali, quali saranno le reali politiche del presidente Trump e soprattutto quale sarà la visione di Trump nei confronti dell'Unione Europea. La pesante sconfitta incassata da Kamala Harris e dai democratici americani scuote politicamente il centrosinistra, chiamato a una riflessione sulla capacità di far presa sull'elettorato. È evidente che una parte ampia della classe media in America come in Europa ed anche in Veneto si sente esclusa ed impoverita. È un messaggio che anche noi progressisti dobbiamo cogliere, naturalmente non soffiando sulle tensioni e sulle paure, ma invece costruendo un modello di società davvero inclusiva, una proposta alternativa che possa parlare a tutte le fasce sociali.
Le congratulazioni al 47esimo presidente degli Stati Uniti sono state espresse dalle massime cariche dello Stato. La presidente Giorgia Meloni ha parlato di nazioni sorelle e di un legame strategico che sarà rafforzato ancora di più. Ora, dopo le promesse elettorali, Trump lo si attende alla prova dei fatti. Per il politologo Paolo Feltrin potrebbe riservare delle sorprese. Che in realtà è più facile per un presidente di destra fare accordi internazionali che per un presidente di sinistra. Ricordiamo Nixon e Kissinger, il famoso accordo con Mao Zedong, oppure ricordiamo Reagan-Gorbaciov. La vera domanda è: Trump ci stupirà e ristabilirà relazioni più normali, tra virgolette, con Deng Xiaoping e la Cina? Questo è il vero interrogativo. E poi, conclude Feltrin, c'è invece una certezza. Il debito pubblico crescerà, ma con esso anche crescerà enormemente il PIL americano. E questo farà da traino forse all'economia mondiale. Ecco, quindi è vero che ci sono 1000 fattori di preoccupazione, ma è meglio sempre guardare il bicchiere mezzo pieno che il bicchiere mezzo vuoto. Noi cambiamo argomento. Settore della pesca in ginocchio. Venerdì indetta una manifestazione a Venezia. Tutto il litorale veneto presenta una moria di circa il 100%. Questo significa che per gli operatori da circa 15 giorni sono tecnicamente a casa. 100% di moria di vongole, circa il 60% di cozze. Sono i dati allarmanti di un settore al collasso. Granchio blu e mucillaggine hanno messo in ginocchio la produzione e le colture. Noi venerdì scenderemo in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sostenibilità ambientale, produttiva ed economica di questo comparto. Alle 8 di mattina di venerdì 40 barche lasceranno gli ormeggi da Chioggia e Venezia diretti alle Zattere. Le barche rimarranno legate lì. Una delegazione incontrerà l'ammiraglio della direzione marittima di Venezia, la prefettura, alcuni esponenti della giunta regionale e del Consiglio. Cosa possiamo fare? Gli enti competenti possono sostenerci in questi piani di ricomposizione ambientale e produttiva, dove tenteremo di riseminare la vongola, di fare gli spostamenti e di fare una gestione ottimale di questa risorsa, se riusciranno a ricrearsi le condizioni ottimali per poterla raccogliere. Un problema che diventa emergenza dal punto di vista economico e umano. L'attenzione, secondo Legacoop Veneto, va posta anche sulle risorse che le istituzioni devono investire per far fronte ai cambiamenti climatici. L'innalzamento delle temperature ha portato la colonna d'acqua ad arrivare alla base dove ci sono le vongole a una temperatura molto calda, e quindi il sedimento, la mucillagine, crea un fenomeno di anossia, facendo di fatto morire le vongole. Tutte ragioni che portano i pescatori venerdì a manifestare. L'iniziativa promossa da Cogevo dopo la riunione con le associazioni di categoria Lega Pesca, Federcoop Pesca, AGC Agrital e Coldiretti. E chiediamo davvero una solidarietà da parte di tutti, in particolare delle istituzioni. Siamo sfiniti, siamo in una fase dove le energie mancano. Il caso della prof veneziana che ha insultato le frecce tricolori arriva anche sul tavolo del ministro dell'istruzione. Immaginate di passeggiare lungo la spiaggia del Lido accompagnati solamente dal rumore del mare. Improvvisamente il boato di 7 jet lanciati ad una velocità che varia tra i 220 e i 610 km all'ora fa sobbalzare voi e chi vi sta vicino, e vi scappa un'esclamazione che non è esattamente un complimento. Quell'affermazione Elena Nonvellier, professoressa al liceo Foscarini di Venezia, non l'ha solo pensata. L'ha scritta in un post di Facebook che ha innescato una polemica che in 48 ore, passando anche per un articolo apparso sulla stampa locale, è culminata con l'annuncio di un'interrogazione al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara da parte del senatore mestrino Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama e componente della Commissione Difesa. È un'indecenza, ha detto Speranzon, che chi è pagato dallo Stato per istruire i cittadini di domani insegni invece ad odiare la patria ed i suoi simboli. Nel post, peraltro, accanto a diversi messaggi di empatia e vicinanza, era già apparso qualche commento in cui si criticava l'espressione usata dalla professoressa. Le frecce tricolori erano a Venezia per la celebrazione del 4 novembre in Piazza San Marco col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
La docente potrebbe rischiare un provvedimento amministrativo come la censura a discrezione del dirigente scolastico, ma c'è chi paventa addirittura il ricorso all'articolo 290 del Codice Penale sul vilipendio delle Forze Armate. E chi ha offeso le Forze Armate ha risposto lei in un nuovo post. Cielo con l'inquinamento acustico e atmosferico provocato, come i gas serra, nonché con la pericolosità non solo per persone fisiche ed edifici, ma anche per animali, specialmente volatili e uccelli migratori, per non parlare dei costi. Al di là di questo caso, a Venezia da tempo è aperto un dibattito sull'opportunità di sorvolare la città così da vicino, un dibattito rinnovato con queste immagini anche quest'anno da Venezia.com. Il prezzo delle frecce tricolori lo aveva invece chiarito lo stesso ministro della difesa Guido Crosetto l'anno scorso. Il costo di un'ora di volo si aggira sui 7.000 euro ad aereo. Ed è della bellunese Alessandra Masi la foto del giorno della NASA. La Astronomy Picture of the Day, la foto del giorno scelta dalla NASA oggi, è quella del meraviglioso scatto della fotografa cadorina Alessandra Masi, che lo scorso 15 ottobre è riuscita a immortalare il passaggio della cometa del secolo, la Tzu Chin-Shan Atlas, nel cielo di Tai di Cadore. L'immagine è spettacolare e fiabesca. Sono molto soddisfatta che la NASA abbia apprezzato questa foto, una soddisfazione doppia, perché ritrae una cometa in un momento particolare dove mostra anche la sua anticoda, e soprattutto perché sono riuscita a ritrarla sul mio paese, nonostante le forti luci della Luna e le luci del paese. Non è il primo riconoscimento che la NASA tributa ad Alessandra Masi. In precedenza la galleria quotidiana APOD della NASA aveva selezionato una fotografia di Masi il 19 febbraio 2021 che ritraeva Giove e Saturno vicini, con una splendida luna che faceva capolino sempre sulle Dolomiti, ma stavolta sopra il cielo di Pieve di Cadore. Per catturare con il suo obiettivo la cometa del secolo, Alessandra Masi è salita fino ai forti di Montericco. Avevo individuato questa postazione adatta per riprendere la cometa proprio vicino al Pelmo, che è una montagna per noi molto particolare, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, e soprattutto sopra il mio paese. Nonostante le bizze meteorologiche e la luce artificiale, d'un tratto il cielo si è aperto, permettendo alla fotografa lo scatto che le è valso il secondo riconoscimento della NASA. Masi, originaria di Vallesella di Domegge, vive a Pieve di Cadore. È fotografa sostenitrice della Fondazione Dolomiti UNESCO e socia dell'Associazione Astronomica Cortina Stelle. Mi sono associata all'Associazione Astronomica Cortina Stelle, che mi ha dato lo spunto, lo spirito, la voglia di ritrarre e di rincorrere questi eventi particolari, per cui il mio ringraziamento va soprattutto a loro, che sono stati da stimolo per questa mia passione. E per questa sera è tutto, subito dopo di noi il meteo. Grazie per l'attenzione a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.